vado, ecco, partita la registrazione. Quindi dicevo, questa conferenza è un fuori programma, in realtà è una conferenza che è stata tenuta già nel primo ciclo e che purtroppo, per colpa mia, fu l'unica conferenza che non fu registrata. Per cui diciamo che a grande richiesta e grazie alla disponibilità, alla gentilezza di Gabriella, la riproponiamo quest'anno, la riproponiamo oggi. Per le persone che l'anno scorso quindi non l'hanno potuta, che non hanno potuto assistere, che non hanno potuto recuperare nemmeno la registrazione, e per le persone nuove ci sono nel nostro elenco circa una cinquantina di persone nuove, tra cui diversi insegnanti, quindi per le persone nuove che non hanno ovviamente potuto assistervi l'anno scorso. Allora, io non voglio rubare tanto tempo, poche parole di presentazione per la nostra relatrice, che è Gabriella Orefice, ha insegnato a lungo all'Università di Firenze, quindi architetto, docente di storia dell'architettura, storia della città e del territorio, se non sbaglio, ora forse non sono le diciture appunto precisissime, ma insomma. Ecco, qualcuno scrive, la riascolto molto volentieri e ci fa piacere. Quindi Gabriella ovviamente docente, come dicevo, alla facoltà di architettura, ricercatrice infaticabile, ha lavorato a lungo quindi sulla storia della città, appunto sulla storia del territorio, sulla storia delle architetture, in modo particolare età lorenese e età napoleonica, con tantissime pubblicazioni, quindi partecipazione a convegni, tutto quello insomma che fa un docente universitario molto attivo, quale è stata lei e quale continua insomma a essere, perché Gabriella continua a studiare. Allora, io non voglio rubare più tempo alla conferenza, quindi do la parola a Gabriella, la invito anche a accendere la telecamera. No, non è ancora accesa la tua telecamera, Gabri. Aspetta. Ecco, siamo di fronte, e Gabriella, ce l'ho qui davanti, ce l'ho. Quindi do la parola a Gabriella, il titolo è Firenze la Piana in età lorenese. Grazie Gabriella. Sì? Sì, benissimo. E devi accendere il tuo microfono e spengo il mio. Ora ritorni, spengo io. Scusate. Ecco. Ci siamo, prego. Arrivo, Ecco fatto. Perfetto. Oh, allora, dopo tutte le cose belle che ha detto Anna, mi dispiace dover essere quella che fa una certa ripetizione, cercherò di dire qualche cosina di diverso rispetto alla prima conferenza, ma gli argomenti da trattare sono sempre gli stessi. Quello che mi è capitato appunto come argomento è la Toscana in periodo lorenese. La Lorena è una zona lontana da Firenze, dalla Toscana, e quindi la prima cosa che uno si può chiedere è come mai la Toscana diventa lorenese. E la diventa lorenese nel 1737, alla morte di Giangastone de' Medici, ultimo discendente mediceo. In quel momento le grandi potenze europee stavano rifacendo una sorta di gioco dei bussolotti di alcuni territori importanti, in particolare della Polonia, del Regno di Polonia che si era liberato, e in questo gioco la Toscana diventa una sorta di merce di scambio fra Francia e impero austriaco, e quindi
viene assegnata in cambio della Lorena che va alla Francia e quindi al suocero del re di Francia, viene assegnata invece a Maria Teresa d'Austria, nella fattispecie a suo marito Francesco Stefano di Lorena. Appunto Francesco Stefano di Lorena, marito di Maria Teresa d'Austria, quindi una potenza. E da questa data comincia appunto un periodo di circa 130 anni di dominio lorenese sulla Toscana, intervallato dal breve periodo napoleonico, e un periodo che sarà molto denso e soprattutto molto ricco di interventi che cominciano con l'inizio appunto di una lunga reggenza, perché Francesco Stefano non starà mai a Firenze o in Toscana, anche se ci viene una volta sola nel 1749, mi sembra, e termina poi con l'Unità d'Italia nel 1859. La reggenza finisce nel 65 con l'avvento al trono di Pietro Leopoldo, figlio cadetto di Francesco Stefano. E Pietro Leopoldo è un giovane, ha 18 anni, sembrerebbe direttamente, direttamente coordinato dalla madre, l'imperatrice Maria Teresa, invece si dimostra fin dall'inizio piuttosto autonomo nei suoi giudizi e nel suo volere far permanere la Toscana in una sorta di ambito neutrale e comunque lontano da quelli che potessero essere gli interessi più specifici dell'Austria. Gli interventi di Pietro Leopoldo, che sono stati poi oggetto di innumerevoli pubblicazioni, specialmente a partire dagli anni 60 del Novecento, convegni, e quest'opera riformatrice di Pietro Leopoldo lascerà una impronta molto forte, non soltanto nel piccolo Stato toscano, ma in tutta Europa, perché le idee che verranno portate avanti appunto in Toscana, ma anche dai ministri toscani, che verranno anche esportati, alcuni andranno nel Regno di Napoli a lavorare, eccetera, porteranno una ventata di novità. Quindi un intervento riformatore che si basa all'inizio, già con l'inizio della reggenza, su una prima fase di conoscenza del territorio toscano. Qui ci sono due mappe, sono le piante dei vicariati, e così come verranno appunto redatte queste mappe per conoscere i territori toscani, verranno redatti moltissimi altri plantari, descrizioni, eccetera, in maniera da poter in qualche modo conoscere questo nuovo territorio da governare. Quando appunto Francesco Stefano diventa re, Granduca di Toscana, il primo intervento significativo che diventa anche dimostrativo del nuovo ingresso dei nuovi regnanti è la costruzione dell'Arcone di Lorena, appunto, che abbiamo in piazza all'inizio, alla fine, cioè all'imbocco della via Bolognese, e questo grande arcone in se stesso non particolarmente bello o importante, ma invece è importante perché è il primo che viene costruito in Europa, prima di quello di Milano, prima di quello di Parigi, prima del quasi gemello di Innsbruck. Questo arcone viene posizionato di fronte alla porta San Gallo, che vediamo in questa immagine a destra, e vediamo nell'immagine anche questo piccolo torrino, che è il torrino di sfiato delle acque che vengono a Firenze, dell'acquedotto che viene a Firenze da Pratolino. Quindi c'erano 3 elementi verticali nella piazza di ingresso della città da nord. Sempre in questa zona viene realizzato, a partire da questo periodo, il giardino del parterre. Tutti noi conosciamo il parterre ormai come un luogo
abbastanza squallido, devo dire, in cui ci sono alcune attività comunali e ora quella parte che era di giardino ancora presente quando c'era la mostra dell'artigianato, ormai trasformata in una specie di Luna Park dove stanno ora costruendo altri giochi non particolarmente intelligenti per bambini, mi sembra. Comunque, ecco, invece in quel momento si decide di costruire un grande passeggio, un passeggio granducale, quindi chiuso da cancellate, al cui interno costruire una di quelle strutture che andavano per la maggiore in quel periodo, una struttura appunto che porta il nome di Caffè House, quindi il prendere il caffè, il radunarsi per chiacchierare intorno a una tazza di questa nuova bevanda che aveva preso il sopravvento su altre che c'erano in questo periodo, e quindi questo giardino sarà un altro di quegli elementi che caratterizzano la zona nord di Firenze. In effetti il caffè house al parterre non verrà costruito, invece verrà costruito qualche decennio dopo il caffè house che noi conosciamo nel giardino di Boboli, quindi sarà sicuramente molto più privato rispetto a quello che inizialmente si pensava di costruire al parterre. Ma nelle more di questi interventi fatti durante il periodo di interventi di ingresso dei Lorena, si introduce poi che cosa? Tutta una serie di riforme che diventeranno pregnanti soprattutto quando appunto arriverà nel 1765 Pietro Leopoldo. La frase che vi ho scritto qui in alto è significativa perché Pietro Leopoldo lascerà poi un corposo diario delle sue impressioni e dei suoi interventi o comunque viaggi fatti per le strade della Toscana e in cui annoterà tutte le caratteristiche dei vari popoli e appunto della piana di Firenze, della piana fra Firenze e Prato, lui scrive molto popolata e coltivata. Il popolo di campagna è dolce di carattere, sufficientemente culto, di buona maniera, devoto, molto industrioso e laborioso. Quindi un giudizio sicuramente positivo. Non altrettanto è quello che dà dei nobili della stessa zona che reputa estremamente ignoranti e dediti al malaffare addirittura. Quindi in questa sua volontà di intervenire a tutti i livelli si va inquadrata la riforma comunitativa, cioè la riforma che riguarda la gestione delle comunità, i comuni di allora. E questa riforma fa sì che alle varie comunità vengano riassegnati una serie di compiti in piena autonomia, quindi la riscossione delle tasse e l'uso delle stesse per fare una serie di operare una serie di servizi sulle strade, per esempio, che sono fra quelli più significativi, ma poi successivamente anche per le scuole o per i luoghi anche di ritrovo, eccetera. E nei compiti nasce così anche la figura del provveditore di strade, il quale in questo novello ufficio tecnico comunale che viene formato all'interno delle comunità aveva il compito di visitare le strade, di vedere le fabbriche che necessità avessero, i ponti, eccetera. E questo comporta la necessità ulteriore di verificare la cartografia o comunque di conoscere questo territorio. Precedentemente si doveva usare soltanto le carte dei capitani parte, carte bellissime e molto bene anche realizzate per il tempo in cui sono state realizzate. In questo invece, dopo la riforma comunicativa, i provveditori di strade incominciano o a descrivere semplicemente le strade comunali, comunità attive, e quindi i loro arrivare a strade regge o quant'altro, oppure addirittura a redigere delle mappe.
come questa, per esempio, del popolo di San Lorenzo Assigna, nel quale sono riportati ponti, sono riportati fossi, sono riportate anche le principali costruzioni presenti lungo le strade. All'interno invece delle città si assisterà alla necessità di dover descrivere gli edifici, non solo le strade ma anche gli edifici, perché la tassazione verrà estesa anche ai luoghi pii e addirittura alle possedimenti del Granduca. Quindi tutti devono pagare le tasse in un certo quantitativo, e quindi per pagare le tasse dovevano essere descritti anche tutti quei luoghi che fino a quel momento non erano invece stati esenti. E quindi da questi resoconti fatti da ingegneri e architetti che vengono mandati per le strade, qui vediamo quelle per la città di Firenze, abbiamo anche per quanto riguarda il quartiere San Giovanni una serie di mappe molto ben redatte e la descrizione di tutti gli edifici e degli ambienti che comprendevano. Nello stesso periodo, basandosi poi su queste conoscenze, si inizia anche una riforma molto importante, fra le tante che vengono fatte, quella degli ospedali. Gli ospedali erano un fiore all'occhiello della città di Firenze fin dal periodo medievale. La riforma dell'ospedale di Santa Maria Nuova comporta la creazione di nuovi ambienti, la razionalizzazione di quelli che c'erano, anche una riforma delle figure mediche, quindi delle scuole di medicina e di chirurgia. Qui vediamo una bellissima mappa pianta dell'ospedale di Santa Maria Nuova del 1783, nel quale il loggiato, vedete il loggiato su piazza di Santa Maria Nuova, di fronte al convento delle Oblate, che erano le monache che servivano l'ospedale. E se guardate bene questo piccolo, io con la manina ve lo sto vedendo, questo piccolo tracciato è il passaggio sotterraneo che esisteva fra il convento delle Oblate, esiste tuttora, e l'ospedale Santa Maria Nuova, in maniera che le monache potessero, senza dover uscire, passare e andare direttamente alla chiesa e quindi poi anche all'ospedale. E come potete vedere tutto l'ospedale arrivava fino a Via degli Alfani, dove c'era la camera mortuaria, ed è tutta la zona che ora è occupata dalla facoltà di lettere. Era ancora tutta zona dell'ospedale. Ma tutto l'intervento di razionalizzazione degli ospedali fa sì che venga anche, per esempio, fondato un ospedale particolare, l'ospedale di Orbetello, qui in via della Pergola, che attualmente stanno finendo la ristrutturazione per l'università, e questo ospedale era per le segrete partorienti, cioè per quelle partorienti di buona famiglia che essendo rimasti incinte al di fuori del matrimonio o per altre cause non si poteva rendere note, venivano appunto a partorire segretamente. E questo nuovo ospedale è fatto viene impiantato in una maniera estremamente efficiente, perché nell'ospedale lavoravano i chirurghi di Santa Maria Nuova che facevano partorire queste donne, e queste donne erano tenute in cambio del ricovero e del servizio che gli veniva di allattare i bambini degli innocenti. Quindi c'era un discorso di do ut des. Ancora la riforma dell'ospedale di Bonifazio. Qui siamo dove c'è la questura, in via San Gallo. L'ospedale di Bonifazio era un ospedale anch'esso fondato su tutta una serie di conventi contigui. Qui ora ci sono strade aperte, naturalmente, cambiato estremamente tutta la zona, ma questo ospedale per la prima volta viene dedicato alla cura degli invalidi incurabili e dementi, che prima erano messi un po' mescolati agli altri malati negli ospedali della città.
L'ospedale di Bonifacio poteva avere, vedete sul retro, tutta una grande zona di orti e giardini, e questa zona di orti e giardini sarà molto importante poi nel secolo successivo, quando il professor Chiarugi riformerà tutta la medicina di questa parte di ospedali fiorentini, e dirà che i dementi, gli incurabili non esistono, ma che tutti devono essere curati. E quindi questi orti verranno trasformati per la maggior parte in giardini dove potevano passeggiare, invece quindi del demente e dell'incurabile rinchiuso in una stanza si arriva ad aprire. E questo è anche un altro dei fiori all'occhiello della medicina fiorentina di quel periodo. Un altro ambito di riforma è quello sui teatri. Quasi tutti i teatri fiorentini dell'epoca vengono ristrutturati, ampliati, vengono resi più agibili. Qui siamo in via del Cocomero, cioè in via Ricasoli. Questo è il Teatro degli Infocati. L'architetto Mannaioni ne ristruttura a ferro di cavallo la platea e realizza tutta una serie di ambienti di servizio. Ora si chiama Niccolini, mi sembra, questo teatro, in via Ricasoli, sì, in Niccolini, che hanno riaperto da poco. L'ospedale Bonifacio invece dove oggi è la questura. Sì, okay. La parte centrale, quello dove era, poi c'era tutto, per il resto ora sono zone invece di particolare, insomma, di edilizia residenziale. Ancora ci sono poi tutta un'altra serie molto importante di interventi, come quello sulle scuole, le scuole per le zitelle, che sarebbero le ragazze da marito, le scuole che vengono aperte in ogni quartiere per maschi e per femmine. Addirittura viene istituita la ostetrica di quartiere, anticipando cose che nel resto d'Europa verranno fatte forse nel Novecento in alcune parti. E come ultimi interventi, tralasciandone centinaia che avvengono in queste zone, vi ho voluto mostrare una particolare situazione che è quella di Piazza San Marco. Piazza San Marco è una piazza fino al 5-600 abbastanza periferica, no? Comunque ciò non aveva fatto in maniera che fosse anche scelta per avere delle residenze granducali un pochino più riparate, più appartate, come quella della Crocetta, cioè dove c'è ora il museo archeologico, e come quello appunto del Casino Mediceo, che è qui in via Cavour. Nel Settecento questa zona è una zona ancora diversa da quella che conosciamo. Vedete, via Cavour è sbarrata in fondo da una serie di costruzioni e sono ancora conventuali. Questa zona era piena di conventi, e così via La Marmola, vedete, addirittura c'è un cancello, perché si entrava in possedimenti privati, poi si andava verso la zona degli orti e degli orti dei semplici, eccetera. In questa piazza, che vediamo come sempre le case, le strade di Firenze lastricate, ma solo parzialmente, perché la piazza, vedete, ha delle specie di tappeti di lastrico che poi proseguivano davanti alle costruzioni e poi permettevano l'attraversamento, mentre il resto era ancora in terra battuta. Che succede in questa piazza durante il periodo appunto lorenese? Succedono molte cose. Per esempio la ristrutturazione delle scuderie reali a opera del Paoletti nel 1777. Cosa sono le scuderie reali? Sono il rettorato di oggi, e questo è l'Orto dei Semplici, il Giardino dei Semplici, e qui tutta la zona del rettorato. E qui c'erano le scuderie reali, ma c'erano anche i serragli delle fiere. C'erano stati, ora questa data le fiere non c'era più, però c'erano stati i leoni, sì, che erano venuti via da Palazzo Vecchio, dalla parte posteriore di Palazzo Vecchio, erano stati portati in questa zona appunto perché periferica. Poi i cavalli, il teatro per fare le cacce,
i giardini dove si poteva fare l'equitazione, eccetera. E quindi qui si rimette a posto tutta questa zona e quindi si capisce, scusate, sono andata troppo veloce. Poi ancora nell'ex monastero di San Nicolò di Cafaggio, vedete qui siamo via degli Alfani, questa è via Ricasoli, che allora si chiamava via del Cocomero, e via degli Alfani era via del Ciliegio. Vedete nomi bucolici, perché avevano ancora i nomi medievali di quando era proprio campagna. E qui si decide di fare che cosa? Di portarci in questo convento soppresso, perché un'altra riforma di cui non ho detto, ma sono i conventi soppressi, il progetto per far fermare l'Accademia di Belle Arti. L'Accademia di Belle Arti, quindi un nuovo fiore all'occhiello della struttura fiorentina e di educazione. Ancora vediamo il casino, mi dice, vedete qui con la palazzina della Livia, che è questa piccola palazzina in stile quasi neoclassico, che viene messa qui sull'angolo. Perché si chiama palazzina della Livia? La Livia era l'amante di Pietro Leopoldo, era un'attrice, era l'amante di Pietro Leopoldo, e viene messa in una zona molto defilata, lontana da Palazzo Pitti, dove risiedeva la moglie con tutti i figli. E ancora il convento di Santa Caterina, che è quello sull'angolo dove ci sono i militari, sull'angolo di via qui appena davanti al Casino della Livia, che viene il progetto di ridurla a collegio di arti e mestieri. Quindi questo è un progetto che avviene in periodo napoleonico e che non verrà realizzato, ma poi successivamente ci saranno messe le caserme e quindi questa destinazione militare rimarrà anche successivamente. Quindi alla fine vi ho messo un'immagine complessiva, nel senso che la piazza è completamente cambiata rispetto a quella che era prima, perché alla fine del Settecento addirittura abbiamo, questo è un apparato, un disegno che riguarda l'apparato del rientro di Ferdinando III nel 1815, dopo appunto la cacciata di Napoleone. Vedete, qui c'è una nuova facciata della chiesa, c'è la palazzina della Livia, ci sono i militari, laggiù c'è l'Accademia di Belle Arti, le nuove scuderie tutte rifatte. Nella via della Sapienza ci sono già degli studi per i pittori e per gli artisti, quindi tutta la zona viene ristrutturata in questo senso. Un attimo. Oh, qui. Eccoci qui. Oh, che cosa succede? Se questa è la città, che succede sul territorio? Il territorio è un territorio molto particolare, quella parte della piana che appunto da Firenze va verso Prato, eccetera, perché è percorso da questo fiume, un fiume reale, ma non un fiume reale, scrive il Targioni Tozzetti, ma torrentaccio rovinosissimo. E rovinosissimo in effetti lo è l'Arno. A partire dai tempi più antichi ha sempre esondato ed ha sempre alluvionato questa pianura, addirittura riuscendo a riempire dei grandi laghi che si posizionavano al di là della Gonfolina, no? Quindi sono terreni alluvionali, sono terreni da cui si trae del materiale molto utile, per esempio, per fare vasi, no? Da cui nasce poi Montelupo e tutta questa grande possibilità che hanno di forgiare opere che hanno un particolare pregio. L'Arno quindi passa da Firenze. Firenze ha dal Medioevo già 4 ponti sul suo percorso interno alla città, e non è una cosa così scontata, perché se nel 300
Firenze ha 4 ponti, noi possiamo pensare che Londra nel 600 ne ha uno solo. Quindi c'era una certa differenza fra una città che era stata così ricca, così importante, e invece quello che poi succede successivamente. Dopo i Medici la città ha un certo cedimento dal punto di vista anche produttivo. La scoperta dell'America cambia tutti quelli che sono i percorsi delle merci all'interno e all'esterno dell'Europa. E quindi questo, anche il corso dell'anno, che precedentemente era sempre stato navigabile, tranne appunto il blocco della Gonfolina, viene a essere un po' meno utilizzato per il trasporto delle merci, ma comunque continua nella sua opera di collegamento. E dobbiamo pensare che il porto di Livorno permetteva poi, attraverso il canale dei Navicelli, di raggiungere Pisa e poi di fare risalire, diciamo, i navicelli, appunto, questi barcarozzi abbastanza contenuti di dimensioni, ma che arrivavano anche alle 10 tonnellate, non erano poi barchettine molto piccole, di risalire fino a poter portare le merci fino a Firenze, e da Firenze poi risalire tramite la Bolognese fino a Bologna. Quindi era un discorso abbastanza... Ecco, tutto ciò era reso ancora più complicato però dalle esondazioni. Come vedete, qui vi ho messo quelle semplicemente nelle date che ci interessavano, e non sono poche: 740, 761, 780, 804, 809, 839, 844. Quindi sono numerose, non tutte della stessa entità. La più grande di queste sarà quella del 1844, ne vedremo poi gli esiti anche sulla città, e per cui questo problema viene studiato e viene approfondito da molte persone, da molti studiosi, e appunto nel tempo escono studi e anche escono una serie di proposte per ovviare a questa situazione. L'Arno che fiume era? Era appunto un torrentaccio, come dice il Tagioni Tuzzezzi, ma era anche un fiume ludico per i fiorentini. E qui abbiamo delle immagini del Gaspar Vanvitelli, che è il Vanvitelli, il padre dell'architetto della Reggia di Caserta, che di Firenze farà tutta una serie di descrizioni pittoriche molto belle, e da queste si vede che la vita era molto vivace sul fiume, no? Molte barche, molta gente affacciata, molta gente sui ponti, questi barconi che avevano il porto. Questo è il porto del Pignone. Il porto allora era semplicemente un luogo d'approdo, non è che ci fossero quali situazioni. Sull'Arno si lavorava parecchio, si pescava, si lavavano i panni, c'erano le lavandaie, si facevano i bagni, c'erano molti bagni per uomini e anche per donne. E si andava in barca e poi si prendeva l'arena, per esempio, tutta l'arena della costruzione. Al Porticciolo delle Travi, a monte di Ponte Vecchio, arrivavano i foderi, arrivavano i legni per le costruzioni delle grandi opere fiorentine. Nel Settecento lo Zocchi fa una serie di schizzi, di vedute del fiume, e questi due sono particolari. Io ho messo queste proprio perché la prima è molto bucolica, no? È un po' selvatica, siamo alla Gonfolina, c'è rocce, ci sono alberi contorti, eccetera. La seconda invece siamo già al Ponte Assigna, quindi in una zona abitata, ci sono le ville, ci sono le vigne, cioè è una zona in cui l'Arno ha una dimensione diversa, come potete vedere, no? Molto più ampia e più domestica. Però lungo l'Arno si lavorava molto. Ecco, al limite c'era una fiorente industria di costruzione dei navicelli. Attraverso poi quelli che sono gli inventari e gli elenchi delle famiglie, si vede che moltissimi degli uomini che abitavano al limite erano navicellai.
non solo, ma questi navicellai compravano con i soldi che guadagnavano dei pezzi di terra sul Monte Albano nelle zone boschive per poter usare il legno del Monte Albano per costruire i navicelli. E non solo, ma addirittura i navicelli di Limite non facevano solo navicelli per l'Arno, ma li facevano un po' per varie zone, e vennero chiamati addirittura a Venezia nell'arsenale perché erano ritenuti molto importanti. E i navicelli scendevano lungo il fiume utilizzando la corrente, ma per risalire ecco che c'era questa faticosa situazione delle alzaie. Le alzaie che cosa sono? Sono queste funi che vengono tirate dai tiratori d'alzaia, appunto, e da qui da come lungo delle stradine, dei percorsi che vengono realizzati lungo le sponde del fiume, che sono quelli che poi noi usiamo anche ora quando passeggiamo lungo il fiume, no? Ci sono sempre queste sull'argine, queste strade, ecco. Quando camminiamo lì sopra, ricordiamoci che lì passavano appunto i tiratori d'alzaie trascinando i barchini. E la zona, e poi in particolare Ponte Assigna, vedete, erano zone di carico e scarico delle merci. Quindi c'era tutto un mondo intorno di barrocciai che dovevano portare poi queste merci verso la città, c'erano i faticatori che dovevano trasportare le casse, eccetera, e queste zone erano anche particolarmente ricche di un'altra produzione, che era quella delle pentole. Col termine pentole si usa in senso lato per dire tutte quelle terraglie, quei vasellami che venivano fatti appunto con la terra d'Arno, di cui appunto era molto ricca questa zona. Per evitare queste esondazioni ci sono una serie di idee che vengono portate avanti da questi studiosi. Il Targioni Tozzetti molto interviene in maniera decisa e dice: l'Arno passa interno alla città, distrugge quasi tutto quello che trova, e allora quando ci sono esondazioni forti allora bisogna tirarlo fuori dalla città, e ipotizza un nuovo percorso che vedete che da Pontassieve scende giù, ripiglia il torrente, il percorso del torrente Ema che viene ingrandito e ritorna al tracciato dell'Arno a valle della città. Qui vediamo anche un'altra cosa interessante, questo piccolo tratto rettilineo, vedete? È che cosa? È il fosso macinante, quello che noi chiamiamo fosso macinante, un bisarno, cioè un nuovo percorso di acque d'Arno che serviva proprio quasi come scolmatore per evitare appunto le inondazioni, anche se poi in effetti. E questo Arno è sempre molto problematico, per cui si progettano nuovi ponti con delle altezze molto superiori rispetto a quelle precedenti, proprio perché che non facessero ostacolo alle piene, perché questi ponti in questi fondi così accidentati avevano grosse pigne, poi si erano anche ribassati in questa maniera, diventavano un fortissimo ostacolo al percorso delle acque. In periodo napoleonico si assiste a un possibile intervento, non verrà mai effettuato, ma a un progetto che avrebbe cambiato la situazione fiorentina, con la costruzione di un nuovo ponte, un ponte trionfale, la costruzione di nuovi lungarni, qui siamo verso le Cascine, un lungarno, un boulevard Napoleon e un boulevard Elisa. Quindi si pensa di costruire proprio una nuova città, una città imperiale, viene detta, e questo ponte è stato poi progettato, e il disegno di questo progetto è stato recentemente acquisito dagli Uffizi. È un disegno molto bello, lungo più di un metro mi sembra,
che qui invece viene riportato da questo ingegner Goury che redige il progetto dei nuovi boulevard, delle nuove passeggiata delle Cascine, vedete molto piantumata, molto verde, viene riportato molto piccolo in questa sezione. Ma di questo progetto faceva parte anche un'idea molto più ampia, cioè quella di costruire, di rettificare l'Arno, vedete, sempre a valle di Firenze, di rettificare l'Arno fino alla Gonfolina, aggirando appunto la Gonfolina. Di questo non se ne fa nulla. Il progetto soprattutto viene abbandonato anche perché estremamente invasivo anche del territorio fiorentino, che è poi dell'11, quindi rimangono pochi anni. Pensavano di realizzare in piazza Ognissanti, scavando tutta la piazza, il porto della città. Il porto della città, come vedete, il Lungarno sarebbe proseguito. Dice dove entravano? Entravano da una porta trionfale che aveva poi una sorta di chiusura per far passare poi il passeggio e l'apertura per le barche. Questo progetto prevede delle chiuse per superare il salto che esisteva delle pescaie. Quindi questa è la pescaia Santa Rosa, accanto c'è la chiusa, il navicello entrava, l'acqua cioè esportavano il modello di quello che erano i canali francesi del periodo. Ecco, qui ne vediamo ancora. E anche sul Bisenzio veniva previsto addirittura un sistema di chiuse molto importante, addirittura vedete un certo numero di chiuse che avrebbero permesso il via vai di numerose navi contemporanea. Il periodo poi è maturo anche per l'utilizzo di nuovi sistemi di realizzazione dei ponti, no? Si incomincia a costruire col ferro, quindi non solo pietra o legno, ma ferro. E quindi cominciamo proprio nell'11 con un primo progetto di ponte di ferro sull'Ombrone, poi verrà costruito nella villa di Poggio Caiano un ponte Leopoldo dal nome del Granduca, questo è Leopoldo II, vedete un ponte a catenarie sospeso sulle catenarie, e poi successivamente ecco che si arrivano ai due ponti sospesi di Firenze, realizzati a Firenze dai fratelli Seghen nel 1835. Un ponte a monte della città e un ponte a valle. Praticamente quella a monte dove ora c'è il ponte San Nicolò, quella a valle è dove c'è il ponte della Vittoria. Sì, il ponte della Vittoria. Ecco, questi due ponti sono due ponti a catenarie, vedete, con sospesi, con travature in ferro. Erano ponti che non venivano a costare niente alla città. Perché? Perché gli viene dato il pedaggio, gli viene consegnato il pedaggio per 100 anni. Quindi praticamente, essendo poi stati distrutti dai tedeschi, fino a quel momento avevano funzionato come appunto ponti a pedaggio. Ecco, qui in questa carta vediamo l'alluvione del 1844. Un'alluvione estremamente importante che può essere in qualche modo paragonata a quella del 66, anche se quella del 66 è ancora più invasiva, e che segna un punto significativo nella storia di Firenze e dei fiorentini. I fiorentini fino a quel momento avevano quasi sopportato queste esondazioni dell'Arno come un qualche cosa che avveniva, ogni tanto avveniva, ma questa alluvione crea del malumore estremamente forte, e da questo momento si assiste a quello che si può chiamare il divorzio della città e dei fiorentini dal fiume. Il fiume
era uscito, aveva invaso le strade, aveva invaso le case, aveva fatto morti, aveva distrutto tutta una serie di elementi importanti della città. E pensate che anche ora, se guardiamo, molte delle costruzioni che sono di Laddarno sono fondate sull'Arno, moltissime avevano delle aperture, si poteva entrare in acqua direttamente dalle case, un po' come avviene nella Venezia di Livorno, no? Che dalle case si può entrare. E questo invece succede che si comincia a fare delle normative perché tutte queste aperture vengano chiuse, perché si rialzino moltissimo le spallette dei ponti e le spallette dei lungarni, e che si decide anche di cercare di trovare delle soluzioni, no? Il Giorgini addirittura dice: buttiamo giù tutti i ponti che ci sono, era un po' drastico, buttiamo giù tutti i ponti che ci sono e costruiamoli tutti con le catenarie molto leggeri e molto alti. Ecco, questi saranno poi i Lungani successivamente, scusate, ho fatto troppo veloce. I Lungani successivamente, vedete, sotto non c'è più tutta quella vita vivace che c'era prima. Il fiume diventa un qualche cosa, uno sfondo, un qualcosa da guardare dall'alto, si guarda dalla carrozza, si passeggia lungo i Lungani, ma non si va più sul fiume. Sul fiume si facevano prima le battaglie, i giochi durante il carnevale, si facevano i fuochi per San Giovanni, si facevano sul Ponte alla Carraia, cioè era un fiume vivace, invece diventa un qualcos'altro. E qui abbiamo l'acqua che invade, vedete, aveva invaso tutto il Valdarno, e invadendo il Valdarno anche nella zona extra Firenze si comincia a pensare a costruire ponti che siano più alti, più snelli, con pile meno invasive, che abbiano la possibilità di fare passare l'acqua, di raddrizzare certi gomiti in maniera che non si possano fermare i detriti. Un attimo. Allora. 3. Quanto c'ho? Ancora. Allora, l'altro argomento di cui vi volevo parlare è le ferrovie, sono le ferrovie. Perché se il fiume da una parte rende problematica tutta una serie di situazioni, in quello stesso periodo, più o meno dell'Ottocento, incomincia che cosa? Incomincia a realizzarsi quello che sembra un sogno per alcuni e un incubo per altri, cioè la costruzione delle ferrovie. Ferrovie che fanno sì che scusate, ecco, che la Toscana sia una delle regioni italiane con il maggior numero nel 1850, per esempio, di ferrovie d'Italia. Perché? Perché qui vengono chiamati degli ingegneri inglesi, delle società inglesi, che realizzano, che addirittura progettano le locomotive, come questa Rocket di Stephenson del 1829, e verranno realizzati dei percorsi. I primi saranno i due, e il primo sarà il percorso che partendo da Livorno va verso Pisa, e poi seguendo praticamente il corso dell'Arno arriva a Firenze. Perché partendo da Livorno? Perché i materiali arrivavano via nave, quindi loro costruivano il tratto, poi mandavano i primi convogli e potevano portare intanto i materiali. Ecco, questo è il primo tracciato della ferrovia, e il secondo invece sarà quest'altro che appunto collega Firenze con Prato e con Pistoia, e poi successivamente primo tratto internazionale
sarà questo proseguimento per Lucca, perché Lucca era ancora un ducato a sé stante, quindi questa sarà la prima ferrovia internazionale che verrà costruita in Europa. Il primo tracciato appunto è la strada ferrata Leopolda. La strada ferrata Leopolda parte da che? Da una grande stazione che viene costruita in Fregio alle Cascine, vicino alle Cascine, e prosegue appunto il suo percorso, cioè il contrario parte da qui e prosegue. Successivamente, vedete, anche quella verranno convogliate nello stesso tracciato verso Livorno. Inaugurazione nel 1848, naturalmente il Granduca sale sulle vetture e questa è la stazione Leopolda. La stazione Leopolda, ora tutti quanti sentiamo parlare della Leopolda, c'era stata la riunione a Leopolda, il Tizio ha parlato alla Leopolda, eccetera. La Leopolda era una grande stazione, una delle più grandi d'Europa da allora, di certo, con grandi magazzini per le merci e funziona per pochissimi anni. Funziona per pochissimi anni perché successivamente si realizza la stazione, quella che nel posto dove l'abbiamo anche ora, la Maria Antonia, e verrà abbandonata. Perché? Perché i fiorentini far 2 passi, arrivare fino a lì era scomodo, quindi la stazione doveva essere in centro. Mentre si costruiscono le stazioni, vedete molto precocemente, nel 48 si inaugura e nel 48 già esce il primo libro, Guida del viaggiatore sulle strade ferrate da Firenze a Livorno e da Firenze a Prato. Quindi con tutte quelle che sono le indicazioni per il viaggiatore. È un percorso strano questo di quelli che scrivono, perché fra quelli che scrivono c'è anche Lorenzini, cioè Collodi, il quale passa da Pinocchio a un romanzo in vapore. E in questo romanzo è molto bellino, è molto divertente anche, perché fa vedere, è un racconto di un viaggio appunto da Firenze a Livorno, non da Livorno, a Livorno, e con tutte le peripezie che i poveri viaggiatori dovevano subire, compresa quella di non avere bagni, gabinetti sulle carrozze. Quindi è una cosa che viene molto rimarcata dal Collodi, e in effetti le stazioni verranno fornite precocemente di servizi igienici. E che succede alla vecchia stazione appunto di cui abbiamo parlato? Viene abbandonata praticamente, i binari vengono riportati alla Maria Antonia e la stazione appunto la Leopolda verrà invece utilizzata per la prima esposizione nazionale del 1861. Qui abbiamo un bellissimo progetto dell'architetto Martelli, che però non verrà completamente realizzato, verrà realizzata quest'altra parte, diciamo un pochino più contenuta dal punto di vista stilistico, e la stazione invece appunto abbandonata questa si andrà verso invece l'altra stazione, la Maria Antonia. I nomi sono sempre appunto da Leopolda, dal Granduca Leopoldo II, Maria Antonia dalla Granduchessa Maria Antonia, da questa che appunto verrà costruita fra Firenze e Prato. Qui abbiamo il primo orario ferroviario. Il primo orario ferroviario, vedete che è molto carino, strada ferrata Maria Antonia, partenza dal 1° settembre del 48, e c'erano già 2 corse mattutine e 2 corse serali, quindi erano già abbastanza nutriti gli spostamenti. La stazione è una stazione non così imponente come la Leopolda, è una stazione fatta di una serie di costruzioni abbastanza slegate, con cancellate delle porte. Perché? Perché questa diventa la nuova porta di città, cioè non si passa più dalle porte sulle mura. Le mura vengono tagliate, il treno entra in Firenze e quindi la nuova porta di città è proprio quella lì, la stazione.
Qui siamo all'interno della stazione, vedete, sembra quasi una cattedrale. In fondo vediamo Santa Maria Novella con il campanile e dentro appunto ci sono i treni, parecchi binari di già, abbiamo 1, 2, 3, 4 binari e molti viaggiatori. Come avveniva? Qui vedete, qui questo serviva proprio per far girare la locomotiva e poter poi riuscire il treno. La stazione di Sesto, la stazione di Empoli, erano piccole stazioni, però ogni piccola stazione aveva la stanza per il Granduca. Quindi, e invece è molto più imponente questo progetto per la stazione di Prato, in cui si vede la stazione, la prima stazione che divide il traffico dei viaggiatori in partenza dal traffico dei viaggiatori che invece arrivano. E non solo, aveva anche un sottopasso, quindi inaugura tutta una serie di elementi che saranno tipici delle nuove stazioni ferroviarie. Non ha invece quelli che sono gli elementi che caratterizzavano invece la Maria Antonia, cioè quasi tutte le stazioni poi verranno costruite, cioè di essere l'elemento che diventa il cardine di un nuovo quartiere, la piazza della stazione, il giardino della stazione, gli edifici intorno. Cambiano anche i mestieri perché molti di quei barocciai che dovevano portare le merci non vedono di buon occhio naturalmente la nascita delle ferrovie, ci saranno addirittura degli attentati, verranno messe a fuoco delle stazioni addirittura per bloccare, ma poi si trasformeranno in quelli che sono gli addetti delle stazioni ai merci, eccetera. Ecco, questo sempre Prato, vediamo che per passare il Bisenzio, che è un fiume di una certa importanza, si sceglie di posarsi sopra il bastione delle mura antiche, quindi per avere quella altezza già sufficiente per superare il ponte, il fiume con un'altezza ragguardevole. Questa carta è particolarmente interessante perché ci fa vedere il bacino di utenza delle ferrovie. Quindi, prendendo i dati dal Repetti sugli abitanti, nelle varie zone vengono scritte tutti quelli che possono essere i fruitori delle ferrovie, quindi facendo vedere che c'è un grosso bacino di utenza e quindi a seconda del bacino di utenza più o meno stazioni da costruire. Stiamo finendo. C'è ancora un po' di tempo? Sì, sì. 10 minuti, anche un quarto d'ora. Che succede a Firenze in questo frattempo? Cioè queste cose che abbiamo visto, come intervengono sul disegno della città? Intervengono quel discorso dell'Arno, il discorso di aprire dei lungarni, eccetera. Non verranno fatti quei progetti francesi, però in qualche modo danno un imprinting su quello che succederà dopo. E fra le prime cose che cambiano saranno proprio la zona della città davanti alle Cascine, dove nascerà il nuovo quartiere delle Cascine. Questa era una zona precedentemente sotto Santa Rosa, sotto il Torino di Santa Rosa e la Pescaia di Santa Rosa, era una zona esterna alle mura. Le mura passavano di qui e quindi questa era una zona esterna alle mura. Era una zona selvatica, era una zona dove c'erano giardini, dove c'erano orti, eccetera, dove c'era il canale Macinante, che vediamo qui ancora aperto, e qui viene costruito, viene realizzato, vedete, un nuovo quartiere che avrà una sua piazza, eccola qui, una sua piazza che avrà una nuova porta, verrà realizzata proprio nell'Ottocento, e poi davanti ci sarà appunto qui il ponte San Leopoldo e davanti le Cascine. E il nuovo quartiere delle Cascine è un quartiere elegante, è un quartiere residenziale
quindi vediamo come i fruitori sono fruitori eleganti in carrozza, a cavallo, ci sono villini, vedete, i Longarni diventano poi il luogo di passeggio preferito dalla città, però la città è ancora una città abbastanza libera, vedete, all'interno delle mura, specialmente in questa fascia ad ovest della città, cioè nord-ovest, abbiamo tutta una serie di ampissimi giardini e orti dei conventi, e così in questa zona. Ecco, qui entra la stazione, entra la ferrovia, questo quartiere verrà in qualche modo cambiato, quindi intorno alla stazione nasceranno gli alberghi, nasceranno bettole, nasceranno osterie, eccetera, e poi negli orti di fronte proprio a contatto con la fortezza d'Abruzzo nascerà che cosa? La più grande piazza da allora della Toscana, cioè la piazza Maria Antonia, che sarebbe la piazza Indipendenza di oggi. Una grandissima piazza con un quartiere residenziale, quindi quartiere residenziale qui, quartiere residenziale alle Cascine. Sempre i Lungarni, e qui vediamo il Fosso Macinante, che già viene in qualche modo circoscritto dalle strade che vengono aperte per il quartiere, e che poi verrà definitivamente, poi successivamente tombato e sparirà. Invece chi trova veramente una nuova sistemazione è il Prato, cioè questa zona che portava alla vecchia porta presente sulle mura in quest'area. E questa zona era una zona particolarmente significativa, perché da qui partiva che cosa? La corsa dei cavalli fiorentina, perché noi siamo abituati a pensare a Siena che c'ha il Palio, ma Firenze aveva anche lei il suo corso. E Corso allora ci ricorda qualcosa, Via del Corso. Che c'entra Via del Corso con questi? Sì, perché i cavalli partivano da qui e uscivano a Porta Santa Croce. Quindi scorrevano tutta la città, e correndo appunto liberi, vedete, non sono cavalli con cavaliere, sono cavalli sciolti. C'era poi tutta la popolazione fiorentina con tanto di baldacchino per il Granduca, tanto che appunto per ovviare a questa scomodità del baldacchino si doveva costruire, eccetera, viene costruita una vera e propria loggia. Luigi de Cambredinil costruisce questa loggia che c'è ancora, ora è tutta chiusa, era la loggia granducale, quindi se andate lo vedete. Di fronte a questa loggia abbiamo questa strana costruzione che viene realizzata fra il 45 e il 47, che è il Panorama. Che cos'è il Panorama? Qui c'è un ristorante, ora un bar, c'è stato anni e anni fa, c'era un rivenditore di automobili, eccetera. Il panorama è quello che dice, cioè è un panorama, cioè un luogo dove si entrava per assistere al panorama. Quale panorama? Il panorama di Napoli. Non mi chiedete perché il Napoli, ma era Napoli. Il Garibo fa realizzare queste due grandi rotonde, vedete, in cui c'era tutto attaccato alle pareti, questi dipinti del Golfo di Napoli e della città di Napoli. Il fruitore entrava saliva su una specie di palco centrale, girandosi intorno poteva assistere al panorama della città. Quindi viene costruito questa stranezza, questo ritrovo particolare, e poi vedete questa è la palazzina che potete vedere anche oggi, costruita da Ignazio Villa in puro stile neogotico. Peccato che si vede anche il panorama qui a sinistra in basso con le cupoline. Peccato che nel primo dopoguerra, l'ignoranza di alcuni funzionari della sovrintendenza abbia fatto sì che abbiano pensato che era un vero edificio gotico,
che era stato poi imbellettato con queste sovrastrutture e quindi le hanno tutte tolte e ammazzate. E succede anche questo. Ancora il progetto, che cosa? Di Piazza Indipendenza, se negli orti di Barbano. Gli orti di Barbano, quindi questo grande tenimento che era di una famiglia nobile fiorentina, si pensa di costruire una piazza, di realizzare tanti edifici residenziali, si giunge a più miti consigli, la piazza verrà molto ingrandita, verrà più del doppio, e qui ne vediamo una veduta molto vecchia, e vediamo anche che non c'è neanche un albero. E non c'è neanche un albero perché i proprietari si opposero strenuamente alla piantagione degli alberi. Perché? Perché avrebbero oscurato la bellezza delle loro facciate. Quindi pensate al cambiamento, no, di mentalità che c'è stato nel tempo. Ancora l'allargamento di via Calzaioli, un altro intervento molto importante. Perché? Perché definisce il volto centrale della città. La città, che sta cambiando nelle periferie con i nuovi quartieri residenziali, aveva un centro che era ancora molto chiuso, aveva ancora molte strade medievali, quindi strette. Ecco, qui abbiamo a confronto i due momenti, no? Prima dell'allargamento via Calzaioli e dopo l'allargamento. L'allargamento da Piazza della Signoria e Or San Michele era già avvenuto nel 300, quindi era già larga la strada lì. Invece no, da Or San Michele fino a Piazza del Duomo la strada aveva una dimensione molto ristretta. Quindi l'allargamento viene fatto affettando gli edifici e ricostruendo tutte le facciate. Quindi spariscono una serie di case torri, spariscono una serie di elementi più antichi e se andiamo a vedere, difatti ora la strada è una strada moderna, tra virgolette, è una strada ottocentesca. Questo è qualche cosa che voi tutti conoscete bene, anche se magari è difficile capire. Siamo in via Calzaioli, questo è il Bazar Bonaiuti, che viene costruito addirittura prima dell'allargamento di via Calzaioli. Che cos'è questo? È il primo grande magazzino che viene costruito a Firenze. C'erano dentro 34-35 botteghe, dalla caffetteria alla bottega che vendeva i guanti, i cappellini, i bastoni del passeggio. Ecco, ne abbiamo una visione qui a destra, vedete, molto eleganti, e quello che caratterizza questa struttura è soprattutto questa grande copertura in ferro e vetro, che ancora esiste, così come esiste la balconata. Che cos'è questo? Oggi è Coin, cioè era, perché ora è chiuso, è Coin, e ha mantenuto moltissime delle sue elementi, diciamo, di interesse. Tanto è piaciuto in quel periodo che addirittura il Martelli, Giuseppe Martelli, prevede di realizzare per Ponte Vecchio questa ristrutturazione un tantino pesante, devo dire, e quindi far diventare Ponte Vecchio che cosa? Una specie di galleria come quelle appunto che esistevano a Parigi, no? E ecco una visione di via Calzaioli ormai allargata. Non solo è stata allargata via Calzaioli, ma è stata rifatta tutta questa parte di facciata, così naturalmente come la facciata del Duomo verrà rifatta successivamente. E eccolo qui il progetto, vedete qui c'è il progetto di affettare tutte le case dei canonici, raddrizzando questo profilo, costruendo poi delle facciate più imponenti con appunto delle statue. E quest'idea di abbellire la città con le statue prosegue per esempio agli Uffizi, quando vengono messe tutte le statue dei toscani illustri, no? E questa collocazione delle statue in tutte le arcate degli Uffizi comporta per la prima volta a Firenze che cosa? Che venga indetta una grande lotteria, si tengono delle spot di lotteria in piazza della Signoria, la gente compra i biglietti, quindi paga e paga le statue. L'ultima cosa che vi voglio far vedere ora velocemente è ciò che succede in un grande spazio cittadino. Qui siamo in Piazza Santa Croce. Piazza Santa Croce, vedete, è una bellissima piazza, già agli inizi del secolo.
Questa è una veduta in cui appunto possiamo ammirare la chiesa, però la chiesa non è quella di ora, è una chiesa senza facciata. A sinistra della chiesa abbiamo una specie di dado qui, che cos'è? Questo è il basamento del campanile che avrebbe dovuto essere costruito in questo punto, e mentre non c'è il campanile che è invece da quest'altra parte. L'unica cosa che c'è, anche se qui è il 1845, ma questa veduta dovrebbe essere datata intorno al 1820, è il rifacimento della fontana, che è del 1816. Come vediamo, però, è tutta pavimentata, la piazza è molto ben organizzata. Poi che succede? Succede che intanto, ecco che compare 45-47 il campanile. E poi la facciata. E poi, in ultimo, la statua di Dante nel 65. Ecco che, scomparso il dado, costruito il campanile, fatta la facciata, messa la statua al centro, che poi dopo ulteriormente sarà spostata e quindi cambierà ancora, e l'illuminazione, ecco che alla fine del periodo lorenese la città di Firenze ha un aspetto estremamente nuovo. Quindi quello che mi sento di dire è che noi molto spesso parliamo di Firenze come una città del Rinascimento, ed è vero, per carità, però a guardare bene è più una città del Medioevo e dell'Ottocento, cioè le variazioni che sono avvenute all'interno dell'Ottocento, di questo periodo, perché poi avremo da vedere poi quelle successive, che sono tantissime, fa sì che la città già in periodo lorenese abbia acquisito un aspetto completamente diverso e che sia la città a cui i turisti già cominciano ad arrivare in numero sempre crescente. Le ultime due, ecco che la modernità arriva a Firenze con che cosa? Con il pallone. Il pallone, le vedute del pallone di Firenze, una fatta da sopra la Santissima Annunziata, l'altra fatta invece dalla collina di Bellosguardo, ci danno una veduta d'insieme di questa città, come fossero foto aeree, no? Sono le prime foto aeree realizzate probabilmente con l'uso della macchina fotografica, che danno praticamente una interpretazione di questa città in chiave abbastanza moderna. È una città in cui già si vede che cosa? Fumare la ciminiera del Pignone. La ciminiera del Pignone che dice che ci sarà uno sviluppo di tipo imprevedibile precedentemente, no? Di tipo industriale. E con questo avrei finito. In tempo, spero. In tempissimo. Allora, ringrazio tanto Gabriella di questo bellissimo che si è riascoltato volentieri, anche perché lo hai impeppato, lo hai insaporito sicuramente. Vedo ci sono ringraziamenti. Allora, io ne approfitterei subito per chiedervi a voi se ci sono domande da fare, e quindi le potete scrivere oppure alzare la manina, e magari lo potete fare anche accendendo il microfono. C'è qualche domanda, qualche richiesta di chiarimento? È stato di grande interesse, anche perché appunto ci ha mostrato come la città, la piana, via via ha cambiato aspetto, quindi si è arricchita, si è impoverita per qualche verso. C'è qualche domanda? Leonardo, vuoi aggiungere qualcosa? Bisogna accendere il microfono. Aggiungere nulla, perché ha detto tutto. Gabriella non credo abbia dimenticato nulla delle trasformazioni della Firenze lorenese, quindi con la prospettiva poi per l'altro più grande salto subito da 65. Ho visto tantissime immagini che non conoscevo, e quindi anche questo aspetto proprio di iconografia, quindi una documentazione
straordinaria, quindi per la ricerca e la didattica, insomma, per entrambe, quindi magari di alcune poi privatamente chiederò a Gabriella, quindi come ritrovarle, insomma, ecco. Va bene. Grazie veramente, grazie anche a Marco, immagino che abbia insomma, in qualche modo collaborato. No, non credo, vero Gabri? Marco ci presta il nome perché Gabriella è entrata con l'account di Marco, per cui sembra che Marco Bini stia presentando, ma in realtà fa tutto Gabriella. Ci sono un sacco di apprezzamenti, Gabriella. Vabbè, grazie, vedi, sì. grazie. Una bellissima conferenza, abbiamo riascoltato con grande piacere. Sì, sto leggendo io i messaggi. Quindi nessuna domanda, nessuna... Allora vuol dire stavo tutto molto chiaro. Io allora ne approfitto per dirvi qual è il prossimo appuntamento. Allora, dobbiamo trovare una data per recuperare la conferenza del professor Zagli, che la scorsa settimana aveva il padre in fin di vita. Fortunatamente il padre si è ripreso, nonostante sia insomma bello in là con gli anni, ma gli auguriamo ancora lunga vita. Quindi troveremo una data e ve la comunicheremo. Mentre la prossima è il 4 febbraio. Il 4 febbraio abbiamo Marco Piccardi con il Campo di Marte. Il Campo di Marte è storia di un quartiere fiorentino, da Fiesole a Firenze Capitale, dalla Piazza d'Armi agli impianti sportivi. Sì, quindi come al solito, insomma, vi avvertiremo prima e poi il giorno stesso manderò il link. Si spera il 4 febbraio di poterlo ricominciare anche in presenza al Saloncino delle Murate, se la situazione migliora. Vi invierò anche giusto ora intanto interrompo la registrazione perché sennò viene troppo lunga. Invierò anche il link appena ovviamente l'avrò scaricata e sistemata, vi invierò anche il link per